Buongiorno e benvenuti a Cosa c'è di nuovo di oggi, sabato 8 luglio. Una sorpresa ha accolto chi si è diretto a Chioggia oggi pomeriggio passando per il ponte di Santa Maria. Scomparsi finalmente in New Jersey sono apparsi i paletti. Il risultato non cambia. La circolazione era interdetta prima sul lato ovest ed ora continua ad esserlo, solo con più charme. La differenza sta nel fatto che le biciclette prima con i New Jersey non riuscivano a passare, rimediando all'allungamento del tragitto obbligato lungo il quartiere della Tombola, salendo sul marciapiede e usandolo come ciclabile. Non sembra essere più necessario, ora c'è una bella strada larga che percorrono indifferentemente bici e scooter, entrandoci tagliando la strada alle vetture che giungono da Chioggia. Non c'è stato ancora comunicato se la soluzione presa sia temporanea o definitiva, ma commenti sotto il post sono abbastanza espliciti. A parte chi ritiene questa soluzione positiva, in quanto impedisce il parcheggio selvaggio sul ponte, c'è chi ritiene che la stessa amministrazione abbia timore a comunicare una decisione così apparentemente impopolare. Non è detto comunque che sarà consentito il transito per bici e moto sulla corsia interdetta alle vetture, ma sarebbe pura utopia pensare che ciò non avverrà costantemente, replicando le difficoltà di attraversamento che le bici hanno al boschetto per entrare nella ciclabile. C'è chi ha supposto che la modifica sia temporanea e la sua scadenza al termine della sagra del pesce. Al momento siamo spiacenti, non abbiamo ulteriori informazioni. Ieri sera, con un ritardo dovuto al blocco del traffico sulla strada statale 309 Romea, dovuto a un incidente che ha impedito ad alcune personalità invitate di giungere in tempo alla cerimonia, in coincidenza con l'inizio ufficiale della Sagra del Pesce, si è tenuta l'inaugurazione del punto Yacht, ufficio informazioni turistiche del comune presso la loggia dei Bandi in Corso del Popolo. Il sindaco di Chioggia Mauro Armelao aveva promesso questa apertura nelle settimane precedenti. Ieri è diventata realtà rispettando le tempistiche prefisse. Dopo i lavori di ripristino della sala sud dello storico palazzo cittadino, il servizio si è reso operativo nello stesso pomeriggio e ha visto accedere un buon numero di turisti a richiedere informazioni. Durante i giorni della Sagra del Pesce gli orari di apertura saranno dalle 18 alle 23, mentre verranno presto definiti gli orari definitivi. Inoltre sulla facciata esterna dell'edificio, vicino all'ingresso del porticato dal lato dell'Associazione Marinai d'Italia, è stato installato un campanello per consentire l'accesso alle persone con disabilità, in attesa di valutazioni per un accesso definitivo. Questo è un momento di gioia per la nostra città, poiché uno dei luoghi simbolo di Chioggia, chiuso per anni, finalmente riapre i battenti. Alla cartoleria Pegaso da quest'anno puoi prenotare i testi scolastici. Affrettati! Siamo con l'assessore alla pesca Cristiano Corazzari, assessore della Regione Veneto, per discutere un attimo di un problema che sta colpendo molto soprattutto la zona polesana, che è il granchio blu. Ho parlato col signor Marchesini, presidente del consorzio Scardovari, e si trova in una situazione di vera difficoltà.
Assolutamente, si tratta di una specie invasiva, alloctona, una delle tante specie che infestano i nostri mari e le nostre lagune, è particolarmente dannosa per tutte le produzioni, in particolar modo parliamo di cozze, di vongole e di tutto quello che è il frutto del lavoro di anni che è stato fatto, che viene distrutto in poco tempo da questa specie. Occorre che venga messa in atto delle attività e delle azioni forti per ridurre la popolazione di questa specie. La Regione del Veneto sarà a fianco dei pescatori per cercare di aiutarli in questa difficile battaglia, che è anche rappresentativa del continuo cambiamento che stanno subendo le nostre lagune, i nostri mari e i nostri corsi d'acqua. Sicuramente con il nuovo FEAMPA ci saranno delle misure dedicate a questo tipo di emergenza e anche adesso stiamo studiando dei provvedimenti emergenziali. Quello che è importante è che ci sia una forte alleanza tra le istituzioni e gli operatori della pesca per ridurre al minimo questo grave problema. Grazie infinite. Il consigliere comunale Jonathan Montanariello ha criticato duramente il sindaco Armelao per aver promesso il Gattile nel suo programma elettorale, ma ha poi bocciato l'ordine del giorno presentato in consiglio comunale che lo riguardava. Montanariello ha accusato il sindaco di mediocrità amministrativa e di cercare solo visibilità senza merito. Ha evidenziato le promesse fatte dal sindaco riguardo la realizzazione del Gattile, che sono state seguite da continue variazioni di location e mancanza di stanziamenti e progetti concreti. Il consigliere ha invitato il sindaco a lavorare per l'interesse della città anziché impegnarsi in una gara di promesse vuote. Ha minacciato che se non verranno fornite notizie concrete nel prossimo consiglio comunale non verranno portati i trasportini ma direttamente i gatti. Montanariello ha anche criticato il comportamento del sindaco che non ha risposto ai volontari presenti e si è limitato a utilizzare il telefono. Il sindaco Armelao ha subito ribattuto le contestazioni che gli sono state mosse, ribadendo che quelle di Montanariello sono solo polemiche inutili e pretestuose. Sembrava ci fosse un luogo nei pressi del Park Padova da adibire a sede dove poter inserire il Gattile, ma si è verificato che non sarebbe stato idoneo allo scopo. Per questo si sta lavorando fianco a fianco con il settore veterinario dell'ULSS e Tre Serenissima per trovare un idoneo spazio. Ricorda Montanariello che il programma elettorale dura 5 anni e che lo stesso consigliere non sa più dove attaccarsi per denigrare l'azione amministrativa di questa amministrazione. Trovando fuori le righe il comportamento che le volontari hanno tenuto nell'aula del Consiglio durante il dibattito, il sindaco vorrebbe che ora l'associazione APA ne prendesse le distanze, stigmatizzando un simile comportamento che nulla ha a che fare con l'amore verso i gatti. Il Gattile ribadisce: voglio farlo con o senza le polemiche del consigliere. Anche la presidente di APA è a conoscenza di tutti i passi che si stanno facendo. Zaini, grembiuli, quaderni, astucci, tombolini, testi scolastici e poi ancora evidenziatori, brush pen, Eastpak 7, Invicta, penne, colle. Trovi tutto, ma proprio tutto alla Cartoleria Pegaso. Oggi anche libreria da quasi 40 anni a Chioggia per te. Cartoleria Pegaso, Borgo San Giovanni, Chioggia. Siamo con Marco Dolfin, consigliere regionale, reduce da un incontro che riguarda il Consiglio regionale che ha fatto anche lui il suo compleanno, 50 anni. 50 anni, 1970-2020, poi dopo c'è stata la pandemia, non c'è più stata la possibilità di poter organizzare la cosa. Ieri al Palazzo Labia, sede della RAI regionale del Veneto, c'è stata questa kermesse, questo evento organizzato dalla Regione del Veneto in collaborazione ovviamente con la RAI, alla presenza di tanti ex, diciamo così, consiglieri, presidenti, decani, come c'era anche il nostro concittadino Carlo Alberto Tesserin, che ha avuto modo anche di portare un suo saluto oltre a un suo pensiero durante appunto la cerimonia, e c'è stato appunto questo evento di remake, diciamo così, di questi lunghi 50 anni.
È stato anche emozionante perché si sono viste anche immagini un po' sbiadite del tempo e quando appunto si cominciò ad avere da parte dello Stato centrale la possibilità di creare appunto le regioni che si cominciavano a diventare un ente legislativo a tutti gli effetti. Non è stata una passeggiata come veniva raccontata appunto dagli attori del tempo, però alla fine credo che insomma questi 50 anni di acqua, come si può dire, sotto i ponti ne è passata e dunque credo che la Regione Veneto oggi stia dimostrando a livello nazionale, soprattutto anche sulla partita dell'autonomia, più volte rimarcata proprio ieri, e che lo prevede anche lo Stato centrale, poi tra l'altro questo, dunque l'interesse di andare in quella direzione, ma soprattutto di dimostrare che siamo di fronte a una regione importante che dimostra ogni giorno di dare le risposte ai cittadini, ai 5 milioni di cittadini della regione. Grazie. Lasciamo la banda proseguire. Grazie. Preparati a gustare le specialità tradizionali e le novità esplosive che potrai trovare all'Indiga. Gelato artigianale anche per l'asporto, per gustarlo in compagnia dove vuoi tu. All'Indiga il gelato da passeggio più gustoso, in cono, coppetta o con lo stecco. Siamo con Andrea della US 9 Scaligera qua a Chioggia in Corso del Popolo in occasione della Sagra del Pesce. A fare cosa? A fare prove alcolimetriche. Noi siamo un coordinamento regionale che si chiama Safe Night, soffi di notte, e andiamo a fare una serie di attività nei luoghi del divertimento e nei luoghi del consumo. Qui ci siamo noi dell'US 9 Scaligera, ci sono i colleghi di Belluno, ci sono i colleghi di titoli minori che sono residenziali, nel senso che sono coloro che ci hanno invitato. Siamo un coordinamento regionale per cui andiamo a fare degli interventi sulla consapevolezza dell'uso alcolico, nel senso che non andiamo a demonizzare l'uso di alcol, ma quantomeno a dare il messaggio fondamentale che è: se bevi non guida, Comportamenti e corretti. quindi un comportamento responsabile. Siamo nelle feste della birra, siamo alla Sagra del Pesce, non possiamo dire di non bere, ma possiamo dire quantomeno di non mettersi alla guida se abbiamo bevuto. Quindi un messaggio molto chiaro, di minima, perché se vogliamo l'OMS ci direbbe una serie di altre cose, però l'unico messaggio che può essere accettato da un punto di vista di prevenzione nel momento in cui facciamo questo tipo di attività e di iniziative. SD Auto informa della novità per il 2023, la revisione dei carrelli in sede. Si effettuano revisioni in sede dei rimorchi di massa complessiva non superiore ai 3.500 kg, 01 e 02, di carrelli per imbarcazioni, per moto, per auto, roulotte, trailer per il trasporto cavalli, carrelli tenda, carrelli trasporto animali e tutti i carrelli di massa complessiva non superiore ai 3.500 kg. Potete contattare SD Auto per qualsiasi informazione o chiarimento. Ciao Chioggia Azzurra, si è spento il sole, chi l'ha spento non è Adriano Celentano, ma Bill Gates, che propone, per fermare il riscaldamento globale, se non di spegnere del tutto la luce, di oscurare un po' il sole, spruzzando aerosol nella stratosfera, cioè nella fascia alta compresa tra i 15 e i 50 km di altezza. I sostenitori del complotto plutocrate sulle scie chimiche sono per una volta accontentati. Un miliardario si prepara a dare concretezza a tutte le loro paure, utilizzando particelle di carbonato di calcio e zolfo in un progetto ambizioso con l'Università di Harvard e un timido placet della Casa Bianca nell'approfondire la questione. Non è il primo dei signori del web che ha idee radicali sulla geoingegneria spaziale. Anche Musk propone, per rendere abitabile Marte, di bombardare i poli con bombe nucleari all'idrogeno. I dubbi per ridurre così l'effetto serra sono molti comunque. Verrebbe variata la distribuzione e il numero degli imponenti cirri, che tanto stimolano la fantasia degli uomini, e poi la composizione chimica dell'atmosfera, con conseguenze, visto la scala planetaria, molto difficili da prevedere. Un'idea simile, anche se molto più specifica e limitata, è quella di pannelli fotovoltaici in orbita, che inviano l'energia sotto forma di onde elettromagnetiche, non nel campo del visibile, ma più corte, così da trasportare più energia specifica. È l'obiettivo un po' di tutte le principali agenzie spaziali, ESA compresa.
Il sogno di Prometeo di regalare il fuoco agli uomini sembra dunque diventare realtà. Speriamo non faccia sì che i giorni siano fredde notti per me, senza più luce né calore. Ciao. Ricordandovi che la farmacia di turno oggi, sabato 8 luglio, è la farmacia all'Adriatico in Viale Mediterranea Sottomarina, vi saluto, vi ringrazio e se volete ci vediamo in negozio alla Cartoleria Pegaso a Borgo San Giovanni. Ciao a tutti!